Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Buona l'affluenza alle urne per la prima delle 2 giornate di voto sul referendum sulla riforma della giustizia. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori al seggio troveranno un'unica scheda, non serve quorum. Alle urne in Sicilia anche il Presidente della Repubblica. Sigonella fa paura, la base americana in Sicilia e il MUOS di Niscemi nel raggio di azione dei missili iraniani che mostrano la capacità di raggiungere distanze impreviste, ma secondo fonti militari la minaccia sarebbe remota. A Palermo colpi di mitra nel deposito delle auto della Sicily Bycar, indagano i carabinieri, shock del fondatore Tommaso Dragotto, solidarietà delle istituzioni. Da 3 anni senza soluzione i lavoratori ex Almaviva tornano a protestare. I sindacati chiedono al Presidente interventi urgenti e tempi certi per il lavoro. Il campo scuola di Picanello a Catania in totale stato di abbandono, attrezzature danneggiate, mancano le reti di protezione e piove all'interno della palestra. In Sicilia la primavera tarda ad arrivare, temperature ancora sotto la media stagionale e nei prossimi giorni è attesa una nuova intensa perturbazione. Concluse oggi le giornate FAI. Calcio in Serie C, Trapani e Siracusa tornano a vincere e sperare nella salvezza. Granata e Azzurri superano in casa con lo stesso risultato 2-1 il Potenza e il Picerno. Domani in campo il Catania al Massimino contro il Casarano, gara d'esordio di Viali sulla panchina rossa-azzurra. Bentrovati, oggi e domani si vota in tutta Italia il referendum confermativo della riforma costituzionale della magistratura. Urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Manlio Viola. Urne aperte anche in Sicilia per il referendum sulla riforma della magistratura. Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni possono votare in questa tornata. Una sola la scheda, come uno solo il quesito. La riforma già approvata dal Parlamento entrerà in vigore se gli italiani voteranno sì, mentre non potrà essere applicata se la maggioranza degli italiani voteranno no. La nuova norma costituzionale, se confermata, modificherà l'ordinamento della magistratura, introducendo carriere separate fra giudici e pubblici ministeri e istituendo una nuova alta corte disciplinare. Di fatto GIP e magistrati giudicanti non potranno durante la carriera diventare procuratori o comunque magistrati dell'accusa, sia pure cambiando tribunale, e viceversa, chi rappresenta la pubblica accusa non potrà diventare magistrato giudicante. Per governare le carriere ci saranno non più 1 ma 2 consigli superiori della magistratura, non più elettivi ma sorteggiati, uno per i giudici, uno per i PM, e nascerà la corte disciplinare. Quasi 51 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto nel paese, quasi 5 milioni e mezzo i fuori sede. I residenti all'estero hanno già votato per posta. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si protrarrà senza interruzione fino al completamento dei verbali. Entro la giornata di domani l'esito dovrebbe essere chiaro, visto che si tratta di uno scrutinio semplice, non essendoci preferenze di alcun tipo. Il referendum sarà valido qualunque sia il numero dei votanti. Per questo genere di consultazione confermativa, infatti, non esiste quorum. E a Palermo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato per il referendum nel seggio dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Piazzi XXIII in via Rutelli a Palermo. Quando il Presidente della Repubblica Mattarella è arrivato nella scuola per votare, dalla folla hanno gridato: "Presidente è il nostro orgoglio". Agli scrutatori e al Presidente del seggio il Capo dello Stato ha detto auguri e buon lavoro. L'abbiamo visto. Dopo l'attacco dell'Iran a una base americana nell'Oceano Indiano, i missili a lunga gittata di Teheran potrebbero minacciare l'Europa. Al momento un pericolo remoto. Sentiamo tutti i dettagli da Tonino De Mana. I missili balistici dell'Iran, gittati a 4.000 km verso la base anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, possono essere una minaccia, ma non direttamente per l'Europa. Secondo gli esperti, Berlino, Parigi e Roma sarebbero a portata di tiro, quindi anche Sigonella e il sistema satellitare MUOS Niscemi rientrerebbero nel raggio d'azione, ma si tratterebbe di uno scenario remoto, visto che un ipotetico attacco missilistico sarebbe neutralizzato dalla difesa aerea italiana con cacce intercettori pronti ad intervenire, per esempio da Trapani Birgi,
secondo quanto riferiscono fonti militari sul territorio siciliano. Prima ancora, dicono, la minaccia sarebbe sventata dallo scudo NATO già presente nello spazio aereo di Turchia e Grecia. Nella base americana di Sigonella intanto permane il livello di allerta Alpha Plus, minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche. L'unico momento di tensione, per così dire, si è registrato giovedì per la sospetta presenza di esplosivo in un'auto nei pressi dell'ingresso carrabile, circostanza che ha fatto scattare i protocolli di sicurezza. Al personale in servizio è stato ordinato di non uscire all'aperto, mentre l'ingresso dell'aeroporto militare è stato sbarrato. Le attività sono rimaste sospese per il tempo necessario ai controlli affidati alle forze di pronto intervento del personale Host Nation, dell'aeronautica militare italiana e della Marina USA. Raid contro l'azienda Sicily Baikar a Palermo, colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro alcuni veicoli parcheggiati. Gli investigatori battono la pista dell'intimidazione di stampo mafioso. Solidarietà dai presidenti Schifani e Galvagno. Marco Gulla. Un raid veloce, un messaggio chiaro, l'ombra del racket sui colpi di mitragliatrice sparati contro 4 auto all'interno del deposito dell'azienda Sicily Baikar in via San Lorenzo a Palermo. 4 uomini sono arrivati a bordo di una Lancia Y rubata, sono scesi e sono entrati all'interno di questo deposito, il cui proprietario è Tommaso Dragotto. Hanno fatto fuoco contro 4 auto parcheggiate, poi sono scappati, uscendo dal cancello più piccolo e sono fuggiti a piedi, abbandonando l'auto in strada. Dalle immagini che i carabinieri hanno estrapolato dalle telecamere della zona si vedrebbe arrivare l'automobile. La pista che battono gli investigatori è ovviamente quella dell'intimidazione. Non so davvero cosa sia potuto accadere, ha detto il fondatore e patron della Sicily Baikar Tommaso Dragotto. Nessuno ha mai bussato alle nostre porte con minacce e intimidazioni e se fosse mai avvenuto avrei immediatamente denunciato tutto in procura. Solidarietà, Dragotto, da parte del presidente della regione Renato Schifani. La Sicilia non può e non deve piegarsi alla violenza e alle minacce, ha detto il governatore. Le istituzioni saranno sempre al fianco di chi opera nel rispetto della legalità. Gli fa eco il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Confido nel lavoro degli investigatori, ha detto, già impegnati con professionalità anche attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza per individuare rapidamente i responsabili e assicurarli alla giustizia. Lavoratori ex Almaviva, futuro ancora incerto. I sindacati chiedono l'intervento del presidente Schifani. Situazione critica, scrivono in una nota, anche in riferimento al numero unico europeo che non garantirebbe, dicono, il riassorbimento dei lavoratori. Ma ci spiega tutto Orazio Longo. A questo punto chiedono l'intervento diretto del presidente della regione Schifani. Dopo 3 anni di attesa e dopo un nuovo incontro con l'assessore alla salute, i sindacati tornano a sollecitare interventi risolutivi sulla vertenza dei lavoratori ex Almaviva. Le organizzazioni sindacali, che già una settimana fa avevano chiesto un coordinamento politico e di conoscere le prospettive concrete del programma di digitalizzazione delle cartelle cliniche, spiegano di non aver ottenuto le rassicurazioni che cercavano anche in merito al numero unico europeo 116-117 relativo alle cure mediche non urgenti, che è stato sì formalmente adottato, ma che non produrrebbe, secondo i sindacati, alcun avanzamento sul piano occupazionale né garantirebbe il riassorbimento dei lavoratori. Particolarmente critica è la situazione legata alla ricollocazione dei dipendenti che avevano prestato servizio sul numero 1500 durante l'emergenza sanitaria. Una proposta iniziale di riassorbimento, pur discussa in sede ministeriale, è stata inspiegabilmente ritirata, si legge nella nota firmata dai sindacati, che ora respingono ulteriori coordinamenti tra assessorati e chiedono un intervento diretto e risolutivo del presidente della regione, che assuma piena responsabilità politica dell'avvertenza, dicono, e garantisca soluzioni certe e tempi definiti. Per mercoledì è annunciato un presidio davanti alla presidenza della regione in piazza Indipendenza. Vi mostriamo adesso le condizioni di abbandono del campo scuola di Picanello a Catania. Dalla pioggia nella palestra, con le attrezzature ormai arrugginite alle crepe nel magazzino, e manca persino la rete di protezione per il lancio del disco. È andato per noi Tonino De Mano. Il gesto atletico è perfetto, tutto il resto no. Agli appassionati non saranno sfuggite almeno 3 cose: la vecchia sedia a terra per misurare la lunghezza del lancio, le immancabili erbacce nei pressi della pedana e la totale assenza della rete di protezione, in gergo chiamata gabbia. Ho visto anche una sedia lì. Che cos'è? Il punto di riferimento per diventare forte. Martello e disco, le discipline penalizzate al campo scuola di Picanello, che nonostante il restyling mostra segni inequivocabili di abbandono, ad eccezione di una dignità
dignitosa pista di atletica, infatti, la struttura non soddisfa gran parte degli sportivi. L'impianto di illuminazione non è tenuto da una cabina che ci permette di accenderlo tutto e andrebbe anche sistemato l'impianto di irrigazione qui, perché l'impianto di irrigazione praticamente funziona con la pioggia. Piove dentro la palestra e l'umidità fa il resto. In quest'angolo sono state ammassate le attrezzature, molte arrugginite, sbarrando di fatto l'accesso ai servizi igienici. Bagni della palestra che non si possono usare, gli attrezzi in stato di decomposizione. Devo dire che la situazione è critica, perché sapete bene quanto tempo abbiamo impiegato per riaprire il campo scuola di Picanello dopo i lavori di ristrutturazione. Risultato finale: abbiamo la palestra che praticamente è in queste condizioni, perché piove dentro e da anni è rimasta interdetta quest'area, compreso il bagno, e come potete notare l'hanno interdetto con questi strumenti che ora sono inutilizzabili. Addirittura peggiori le condizioni del magazzino, con vistose crepe nelle pareti. Non vorrei che questa palestra divenisse un peso per il comune di Catania. Tra gli alberi, le cui chiome sarebbero da sfoltire, sventola il tricolore. Il verde ed il rosso si riconoscono, il bianco non c'è più. Tranquilli, è la bandiera dell'Italia, non del Portogallo. Andiamo a Camporotondo Etneo, nel Catanese, uno degli 11 comuni italiani premiati con 3 tartarughe dall'associazione Plastic Free. Con le nostre telecamere siamo andati a vedere come si diventa un comune virtuoso che ha cura per l'ambiente. Emanuela Corsi. Il Comune di Camporotondo viaggia ormai da anni, anche prima della mia amministrazione, su una percentuale di raccolta differenziata dell'82%. Noi come amministrazione ci stiamo impegnando a migliorare la qualità della differenziata. A Camporotondo Etneo, paese di circa 5.000 abitanti della provincia di Catania, il tema dell'ambiente è fortemente sentito da amministrazione e cittadini. Il comune è uno degli 11 premiati a livello nazionale con 3 tartarughe, massimo riconoscimento assegnato dall'associazione Plastic Free alle amministrazioni che si sono distinte per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa del territorio. Come si diventa comune plastic free? Si diventa con la collaborazione della comunità e di tutta l'amministrazione, sensibilizzando e riuscendo a ridurre il consumo di plastica monouso. Il buon esempio parte da qui, da Palazzo di Città, dove il caffè si beve rigorosamente in bicchieri biodegradabili. Abbiamo le cialde biodegradabili e i bicchieri riciclabili. Questo è stato un grosso sacrificio, anzi ringrazio i dipendenti per aver aderito. Abbiamo tolto le macchinette, i distributori. Ci siamo adeguati, prima noi e poi i cittadini. Sempre in municipio sono state installate le colonnine dell'acqua, che troviamo anche nella scuola del paese. In questi 2 anni abbiamo svolto molte attività di sensibilizzazione con la scuola, al di là delle colonnine per l'acqua, anche all'esterno, anche giornate di pulizia. Facendo un giro per le vie del paese troviamo una macchinetta mangiaplastica. I cittadini vengono con le loro bottiglie di plastica, scaricano tramite la scannerizzazione del QR code l'app, conferiscono le bottiglie e nell'app vengono caricati degli ecopunti. Ad un tot di ecopunti corrispondono dei buoni che paga il comune, che possono spendere nelle attività locali. Non manca l'attenzione e la cura per gli amici a 4 zampe. Per le vie del centro ci sono le dog toilet. Per consentire ai cittadini di conferire in maniera ordinata e pulita le direzioni dei nostri amici animali. A contribuire al punteggio che ha premiato Camporotondo Etneo, la lotta alle microdiscariche. Un sistema di videosorveglianza e fototrappole ha permesso di identificare diversi incivili che sono stati multati. Il Comune di Palermo invece dovrà risarcire con poco meno di 60.000 euro più le spese legali ad una struttura ricettiva i danni dovuti alla mala movida. E non si tratta di danneggiamenti fisici, ma del diritto al riposo e al godimento della proprietà privata. Quasi 70.000 euro fra risarcimento per oltre 58.000 e spese legali. Tanto vale il danno arrecato ad una struttura ricettiva nel centro di Palermo dalla mala movida. A risarcire i conduttori della palazzina dovrà essere il comune, colpevole di non aver regolamentato i locali della zona. La sentenza è stata emessa dal Tribunale Civile e riguarda una vicenda risalente al 2020 in una palazzina di via Cagliari che era stata allestita a struttura ricettiva, ma gli ospiti lamentavano baccano, urla e l'impossibilità a riposare
a causa della maleducazione dei frequentatori della movida. Dopo numerose segnalazioni, la struttura si è rivolta al tribunale chiedendo di essere risarcita per le perdite economiche dovute proprio alla movida e adesso la giudice del Tribunale Civile di Palermo, Giovanna Nozzetti, ha dato ragione ai ricorrenti ritenendo il comune responsabile dei danni arrecati. E non bastano i controlli della polizia municipale per esimere il comune stesso dalle proprie responsabilità legate alla concentrazione dei locali e agli accertamenti a macchia di leopardo. Una sentenza che confligge con altri pronunciamenti che si sono visti in giro per la Sicilia, soprattutto da parte del TAR, che ha spesso annullato del tutto, in parte invece, i regolamenti comunali nella parte in cui comprimevano i diritti alla vivibilità urbana e alla libera impresa. È la primavera in Sicilia tarda ad arrivare, le previsioni parlano ancora di tempo incerto per i prossimi giorni, la fiducia però non abbandona i siciliani. Orazio Longo. Un affondo freddo tardivo, maledetta primavera, cantava Loretta Goggi. In questo caso la fretta c'è. Quando arrivi primavera? Se lo chiedono in tanti che col 21 marzo hanno festeggiato la fine dell'inverno, ma appunto l'affondo freddo tardivo di questi giorni ha fatto capire che non è stato proprio un addio. È un problema. Io sono motociclista, quindi sono fermo per il troppo freddo. È giusto che sia così, dai, abbiamo sofferto tanto la siccità, la cosa, almeno un po' di acqua ci sta. Siamo un po' dispiaciuti perché avere delle belle temperature ci permette di uscire con più facilità. E le previsioni non sono rosee, secondo i meteorologi. L'instabilità continuerà ancora per giorni per un blocco anticiclonico presente nel nord Europa. Quella in arrivo sarà un'altra settimana caratterizzata dall'instabilità, con frequenti cieli nuvolosi che si accompagneranno a delle precipitazioni a carattere sparso, a tratti anche sotto forma di rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata. E poi nella parte finale del mese si attende l'arrivo di una circolazione depressionaria che proprio a cavallo del prossimo fine settimana potrebbe determinare un'onda di maltempo abbastanza intensa, soprattutto sui settori meridionali e orientali dell'isola. Maledetta primavera, cantava Loretta Goggi. In questo caso la fretta c'è, ma anche la fiducia dei siciliani. Arriva, dai. A proposito di primavera, si sono concluse oggi le giornate FAI di primavera. Vediamo. È la prima volta che riusciamo a venire perché normalmente è chiuso, quindi vorremmo provare finalmente a vederlo, siamo molto curiosi. A Villa Bellini si riapre una porta sul passato, in occasione dell'ultima delle giornate FAI di primavera che tornano a celebrare il nostro patrimonio culturale, con l'apertura straordinaria di centinaia di siti grazie all'impegno del Fondo Ambientale Italiano. Abbiamo visitato il suggestivo Criptoportico, nascosto nel cuore del giardino storico di Catania. Molto interessante, la prima volta che lo vediamo, siamo venuti appositamente perché sono delle iniziative che soprattutto belle da vedere per gli adulti ma anche per i bambini. Un luogo rimasto per decenni lontano dagli sguardi, oggi restituito alla città. Scavato nella pietra lavica e modellato tra il Settecento e l'Ottocento, questo corridoio sotterraneo si snoda come una galleria misteriosa, fatta di volte a botte, nicchie e giochi di luce naturale. Un ambiente scenografico pensato non solo come passaggio ma come esperienza in perfetto stile romantico. Sicuramente qua ci immaginiamo queste donne con i loro abiti fruscianti e insomma uomini con i loro bastoni, bimbi che magari correvano, giocavano in questo luogo. Nel labirinto esterno Raccontato da giovani ciceroni, rappresenta un dialogo affascinante tra natura e architettura, tra superficie e profondità, tra memoria e immaginazione. Un viaggio nel ventre della città, dove il tempo sembra sospeso e ogni passo racconta una storia dimenticata, proprio sotto i nostri piedi. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché dopo un mese il Trapani torna al successo battendo il Potenza per 2-1. Sentiamo tutti i dettagli da Franco Cammarasana. Torna al successo il Trapani, non succedeva dal 21 febbraio, 2-0 sulla Cavese.
A farne le spese il Potenza, probabilmente con la testa alla gara di ritorno di Coppa Italia con Latina il prossimo 1° aprile. Nel primo tempo però gli ospiti hanno sfiorato in più occasioni il vantaggio, trovando però sulla loro strada un Galeotti in vena di prodezze. Al 18° respinto in angolo una conclusione di Petrungaro, ripetendosi poi al 23° su una conclusione ravvicinata di Selleri su un angolo calciato di Agiapong. Trapani pericoloso al 31°, stavolta è stato Cucchietti chiamato ad una difficile parata su tiro di Ortisi. Al 45° l'episodio che ha consentito al Trapani di portarsi in vantaggio, mani di Agiapong, e l'arbitro, dopo aver consultato il video, decide per il calcio di rigore trasformato da Celeghin. Al 6° della ripresa, su una punizione di Benedetti, Pirrello da 2 passi ha mancato il 2-0 e così è stato il Potenza al 42° a siglare l'1-1 con Mazzeo, abile a finalizzare un'azione in velocità. Battimelli si fa respingere in angolo da Cucchetti la palla del 2-1 che giunge però sul successivo tiro dalla bandierina con la zampata vincente in mischia di Winkelmann. Anche il Siracusa vince, batte in rimonta il Picerno per 2-1 e mantiene accese così le speranze di salvezza. Vediamo. Vittoria di carattere per il Siracusa che al De Simone supera e rimonta il Picerno centrando 3 punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza, obiettivo ormai perseguibile in vista della seconda penalizzazione in arrivo solo attraverso i play-out. Avvio tutto azzurro, al secondo Di Paolo chiama l'intervento Marcone, decisivo anche poco dopo su Cancellieri. Il Siracusa spinge, crea ma non concretizza e dopo l'occasione sprecata all'11° sul cross di Canutè per Salvo che di testa manda incredibilmente al lato, a colpire è proprio il Picerno. E il 30° cross basso di Canutè è girata vincente di Abreu con Ferroni che tocca ma non riesce a respingere. Il Siracusa fatica a reagire ma in avvio di ripresa, dopo meno di un minuto di gioco, Valente mette un pallone perfetto in area e Arditi di testa firma il pareggio. Sull'1-1 gli azzurri prendono coraggio e assediano la metà campo avversaria, ci provano nell'ordine Frisenna e Di Paolo, ma il gol non arriva. Al minuto 88 però il forcing degli Aretusei viene premiato, il centrocampista lituano Gudelevicius si rende protagonista di una grandissima azione personale, salta 2 uomini e con il sinistro firma il 2-1 che fa esplodere il De Simone. Ma non è ancora finita, nel recupero Ferroni salva il risultato parando su Canutè, mentre dall'altra parte Sbaffo sfiora il tris per un Siracusa che vince col cuore e tanta determinazione. La corsa salvezza per i Leoni è ancora aperta. E domani il Catania giocherà in casa contro il Casarano. Sarà la prima di Viali in panchina. Torna fra i convocati Cicerelli. Sentiamo Marco Carli. Non posso pretendere che si cambierà completamente modo di essere. Non ho la presunzione di 5 giorni di insegnare nulla a nessuno, ma mi interessa che la squadra scenda in campo con le idee chiare. Niente rivoluzioni, ma essere pronti al cambiamento. La flessibilità resta il punto nodale della filosofia di Viali. Difesa 3 che potrebbe essere la veste tattica della prima partita, ma appunto con l'elasticità che vuole il tecnico all'inizio o a gara in corso. Ci sarà Cicerelli che torna tra i convocati, Forte invece dovrebbe rientrare la settimana prossima in gruppo, mentre Caturano, che resta l'unica punta di ruolo, partirà dal primo minuto. Ecco cosa Viali chiederà al gruppo. Una squadra che ricerca le richieste che sono state decise per questa partita, ma nello stesso tempo che sia libera di esaltare le qualità del singolo. Sentimento e emozione, dice Viali, quando gli chiedono cosa cerca nei suoi, ma alla fine ciò che conta, lo ribadisce, è la concretezza. Non dimentichiamo che il focus è il risultato, non siamo qui a vendere poesia, facciamo tutto in funzione del risultato, perché la gente viene allo stadio. Va bene la curiosità del nuovo allenatore, va bene i moduli, si giocherà a 3, si giocherà a 4, ma la gente andrà a casa felice solo se il Catania vincerà. Un gol di Bani regala la vittoria al Palermo sul campo del Padova. Rosanero che inseguono ancora il sogno della promozione diretta. Inzaghi, vittoria di cuore. Sentiamo Gullà. E all'improvviso arriva Bani, il Palermo sbanca Padova con il gol appunto del difensore, un gol da 3 punti, un gol che permette ai rosanero di rimanere agganciati ancora al treno della promozione diretta, distante 4 punti. Una vittoria sofferta, di carattere, quella ottenuta ieri dal Palermo soprattutto dopo l'espulsione di Rui Modesto. La gara è decisamente cambiata, la formazione di Inzaghi dopo un avvio intraprendente ha cambiato gioco puntando sulle ripartenze. Il Padova, nonostante la superiorità
superiorità numerica ha graffiato poco, anche perché la difesa rosanero ha retto. Poi nel finale la stoccata sotto porta di Bani e la gioia per una vittoria fondamentale. Giocare tutta la partita quasi in 10 non era semplice, però la squadra secondo me ha fatto una grande partita di spirito, di carattere, abbiamo sofferto poco nonostante fossimo in inferiorità e poi speravo che con i cambi, con qualcuno fresco potesse arrivare alla zampata giusta. Questi sono veramente 3 punti che valgono doppio. Bani insuperabile in difesa e letale anche in avanti. Faccio i complimenti ai miei compagni perché abbiamo fatto una partita di grandissimo sacrificio, non era facile, si era messa in salita, ma siamo stati bravissimi a cogliere le nostre occasioni e a lasciare veramente poche opportunità al Padova. Per il Palermo un esame di maturità superato dopo i 2 passi falsi con Monza e Juve Stabia. Adesso la sosta per le nazionali, poi le ultime 6 gare di campionato. Un rush finale. Il Palermo è indietro rispetto a Venezia, Monza e Frosinone, ma vuole giocarsela fino in fondo. Intanto i tifosi continuano a sognare e ieri sera hanno accolto così la squadra. Ancora una pausa. Ritorniamo in studio, non ci sono aggiornamenti per questa edizione, dunque è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un buon proseguimento di serata, arrivederci.